Numeri straordinari per la Marca Gioiosa e Tamorosa, quelli legati ai flussi turistici dello scorso anno. Tra giugno e settembre 2023 le presenze rilevate sono state oltre 850.000, cresciute del 18,4% rispetto all'anno precedente, contro una media regionale del 2,9%. Gli arrivi sono stati 408.618, saliti del ben 24,6% rispetto al più 8,3% del Veneto. Dati che testimoniano il grande lavoro fatto sul territorio sia dall'amministrazione sia dalle imprese della filiera. Questo è anche grazie all'intervento amministrativo che il sindaco ha sempre voluto in maniera molto forte, sia nel precedente mandato che in questo. Abbiamo lavorato molto con Ryanair, ma soprattutto promuovendo un territorio in maniera diversa rispetto a quello che era stato fatto in passato. Noi non vogliamo essere la dépendance di Venezia, noi siamo Treviso, ne siamo fieri, cerchiamo di dare l'ospitalità dei turisti da tutto il mondo ormai, perché vediamo turisti da tutto il mondo, e in questo ci stanno aiutando molto gli esercenti, perché sono molto bravi, aver cambiato anche le loro abitudini, lo vediamo sugli orari di cucina e l'ospitalità e i grandi sorrisi che si fanno. Si sta creando un indotto di turismo importante che secondo me porterà anche molti turisti, magari pensionati del nord Europa, a decidere di vivere a Treviso, perché questo sarà, diciamo, non tanto un turismo ma un trasferimento che secondo me nei prossimi anni avverrà, come è avvenuto in altre città spagnole. Oggi il turismo sta cambiando, non è più quello stanziale di massa, ma è diventato esperienziale, conferma anche Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, basandosi ormai sulla conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, tradizioni culturali ed enogastronomiche, sull'attività sportiva in un contesto naturalistico. In particolare è proprio il cicloturismo quello che è letteralmente esploso negli ultimi anni, coniugando la mobilità sostenibile all'esplorazione lenta del territorio, una formula che bene si adatta a tutte le età. Stiamo parlando che da Treviso riusciamo ad andare velocemente in un'ora e mezza con iBike a Venezia o a Jesolo, oppure nelle colline del Prosecco che sono patrimonio UNESCO, quindi noi abbiamo tantissime possibilità e noi continuiamo a dire comunque mangiate e dormite a Treviso. Il Veneto si conferma anche per il 2023 la principale regione turistica italiana, con 21 milioni di arrivi e 71,9 milioni di pernottamenti, superando le cifre registrate prima della pandemia.